Benvenuti al nuovo appuntamento con il Veneto in diretta. Nello spazio intervista abbiamo il piacere di incontrare Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio regionale del Veneto. Benvenuta. Buongiorno, grazie per l'invito. Anzitutto partiamo dalla più stretta attualità, un referendum il cui, chiamiamolo flop, era ampiamente annunciato. Ci sono da rivedere tante cose, non ultima, l'istituzione, il meccanismo, la dinamica di questo strumento che è il referendum. Però, se vogliamo, rovesciare la medaglia, 1 milione di veneti è comunque andato a votare. Sì, io non do letture così ottimistiche che tentano di far passare una sconfitta per una vittoria. Il referendum è andato male e non ha superato per un'ampia distanza il quorum, e questo è un dato politico col quale dover fare i conti. Erano referendum che toccavano la vita delle persone, la carne viva, il lavoro e il diritto alla cittadinanza, cioè come vogliamo costruire la società del domani, e non hanno, attirato l'attenzione di abbastanza italiani. Questo è un primo elemento di riflessione. Certamente lo strumento ha dei limiti in sé. Altrettanto vero è che la destra ha messo in campo tutte le armi che poteva mettere in campo per scommettere e far fallire il referendum, dall'invito all'astensione, ma anche il fissare la data del referendum nel secondo turno di ballottaggio. C'erano pochissimi comuni che andavano al voto, anzi in alcuni dei comuni dove si è votato per il ballottaggio si è raggiunto il 50%, quindi la destra ce l'ha messa tutta per farli fallire e infatti sono falliti. Oggi, secondo me, è necessario che il centrosinistra o quella parte di centrosinistra, tra cui il Partito Democratico, che aveva sostenuto con convinzione i 5 sì, apra una riflessione sul fronte del lavoro, dicendo che deve restare e resterà al centro della nostra agenda politica, per allargare le tutele delle lavoratrici e dei lavoratori, per rendere il lavoro più stabile e più sicuro. E anche sul fronte della cittadinanza bisognerà riprendere un filo di un discorso che è stato drammaticamente interrotto, tagliato dall'esito referendario. Sul punto, mi lasci dire, ritengo profondamente sbagliato sottoporre a quesito referendario l'estensione dei diritti di una minoranza. Da che mondo è mondo, questi dovrebbero essere passi in avanti che la politica è in grado di fare attraverso gli strumenti ordinari. Veniamo a questioni che ci proiettano, chiamiamolo, nell'immediato futuro. L'appuntamento, se effettivamente sarà fissato a quella data, almeno così dovrebbe essere, nell'autunno di quest'anno con le elezioni regionali. Elezioni che dovrebbero segnare una svolta storica, però c'è sempre questa spada di Damocle del dibattito sul terzo mandato. Questa riapertura a sorpresa di Fratelli d'Italia ha sorpreso anche gli stessi alleati del centrodestra. Più che altro, se non fosse comico, sarebbe davvero da preoccuparsi. Nel senso che ormai, come in un eterno giorno della marmotta, ci alziamo ogni mattina e ricominciamo da capo un dibattito che è tutto interno al centrodestra, anzi, sul quale i partiti di centrodestra si menano dalla mattina alla sera, che riguarda le regole democratiche, cioè quando si vota e chi si può candidare, che pensano di poter cambiare a 4 mesi dal voto. Noi è un anno che non sappiamo veramente quando si voterà, se in autunno 25 o addirittura in primavera del 2026, e non sappiamo se il presidente uscente potrà fare non il terzo, bensì il quarto mandato, perché l'attuale presidente del Veneto fa già questo mestiere da ben 15 anni e se fosse per lui non gli dispiacerebbe farlo per altri 5. Sono le regole democratiche che vengono cambiate il giorno prima di votare e che la destra evidentemente ritiene di avere a sua disposizione. Un comportamento grave che non consente a nessuno di potersi approcciare a questo importantissimo appuntamento con la serietà che meriterebbe. Una domanda che le rivolgiamo, anche se fosse una portavoce del centrodestra. Come mai è così difficile trovare un candidato alla presidenza della Regione Veneto? Ma non mi sembra difficile, nel senso che il centrodestra si sta nominando per decidere chi lo vuole fare. Noi non è che è difficile trovarne uno, noi siamo impegnati per provare a cercare il migliore e quindi quando si cerca il migliore si deve sempre mettere in conto uno sforzo maggiore. Cosa vuol dire per me il migliore? Perché poi anche su questo ci stiamo confrontando. Secondo me il candidato o la candidata migliore sono quelli che hanno un'idea da raccontare del Veneto,
un'idea che sia alternativa a quella che abbiamo visto in questi 15 anni, che sia credibile, che si occupi dei bisogni concreti delle persone e che soprattutto ridia a questa regione un slancio rispetto alla sua vocazione produttiva ed europeista che abbiamo perso in questi 15 anni nei quali ci siamo chiusi, isolati, diventati litigiosi e che non hanno prodotto e fatto bene la nostra regione. Si chiude qui il Veneto in diretta, che ha avuto il piacere di ospitare Vanessa Camani. Vanessa Camani, capogruppo del Partito Democratico al Consiglio regionale del Veneto. Grazie per il suo contributo e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Bentrovati a tutti i nostri teleascoltatori. Siamo a Veneto 24. Oggi diamo il benvenuto all'assessore della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari. Un saluto a tutti voi. Grazie, assessore, di questa presenza per approfondire, per affrontare il tema a noi caro, che è quello del Parco del Delta del Po, un'oasi naturalistica di bellezza unica, non soltanto orgoglio del Veneto, ma cuore pulsante delle bellezze italiane e non solo. Assessore, ma parliamo un attimo di quali sono innanzitutto i parchi, perché la Regione del Veneto vanta, annovera un numero davvero invidiabile e straordinario di parchi naturali. Beh, naturalmente la nostra è una regione fortunata. Abbiamo la fortuna di vivere in una regione ricca di sistemi paesaggistici, naturalistici, ricchi di biodiversità, tra di loro molto diversi. Ed è per questo che abbiamo ben 5 parchi regionali: il Parco delle Dolomiti d'Ampezzo, le montagne che sono anch'esse patrimonio mondiale dell'umanità stabilito dall'UNESCO, dove tra l'altro si giocheranno anche i prossimi Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Scendendo arriviamo al Parco del Fiume Sile, nella Marca Trevigiana. Il Fiume Sile è il più lungo fiume di risorgiva d'Europa. La montagna selvaggia dei Monti della Lessigna con i suoi musei paleontologici, quindi il Parco regionale dei Monti della Lessigna. Scendiamo nel cuore del Veneto con il Parco dei Coleugani e arriviamo poi al Parco del Delta del Po, un parco che per noi rappresenta un vero e proprio fiore all'occhiello, perché è una delle aree umide più importanti d'Europa, ricchissimo di biodiversità e sede di attività tradizionali uniche nel loro genere, partendo naturalmente dalla pesca, dall'acquacoltura, la molluschicoltura, la vallicoltura e l'agricoltura con i propri prodotti d'eccellenza. Quindi un parco in cui l'uomo è al centro di un lavoro straordinario col territorio. Assessore, di fronte a tanta bellezza e a tanta unicità, ci sono però delle minacce e delle sfide che l'uomo, ma ovviamente l'uomo locale, ma le istituzioni si trovano a dover affrontare. Quali sono oggi, e ci riferiamo in modo particolare al Parco del Delta del Po, le minacce più grandi e le sfide più ambiziose? Beh, ci sono minacce di vari tipi. Io penso che la sfida più importante sia quella di perseguire una strada di sviluppo veramente sostenibile, che metta però l'uomo al centro, non una sostenibilità ideologica volta solo a mettere dei vincoli, ma una sostenibilità che insieme al rapporto con l'ambiente e con la natura consideri anche l'economia, la produzione, il carattere sociale, perché queste sono aree, sono territori dove le genti devono continuare a vivere e interpretare il loro futuro grazie proprio a quello che questa terra può e deve dare. Il Delta del Po è la parte più giovane del nostro paese, dell'Italia, perché è una parte che si è costruita nel corso delle ultime centinaia di anni con i sedimenti del fiume Po. È oggi un'area che è riconosciuta come riserva della biosfera dal MAB UNESCO, e quindi un'area riconosciuta a livello internazionale, un'area di bellezza unica grazie a questo connubio che vi è tra il mare, la costa, le lagune, le valli e i fiumi e le nostre campagne. Un'area però delicata, in cui l'intervento dell'uomo è assolutamente indispensabile, perché la ricchezza, la biodiversità, la bellezza derivano dal lavoro e dall'intervento continuo e costante dell'uomo in questo luogo. Laddove sparisse l'uomo non avremmo la naturalità, avremmo l'abbandono e il degrado. Quindi la nostra vera sfida è far sì che le genti del Polesine, del Delta del
del Po trovino lì, attraverso l'agricoltura, la pesca, attraverso le attività tradizionali, la ragione per continuare a mantenere così bello questo territorio. Noi come istituzioni naturalmente dobbiamo sostenere, pensiamo al grande lavoro che fanno i nostri consorzi di bonifica, al lavoro che viene fatto dagli enti regolatori dei nostri fiumi, ma dobbiamo sempre avere un approccio molto pragmatico, molto concreto, in cui al centro ci sia l'uomo e non un approccio ideologico che vorrebbe i parchi come una realtà in cui l'uomo non esiste. Questo non è possibile. Nel Delta del Po significherebbe il disastro. E con questo viaggio virtuale all'interno del Parco del Delta del Po, assieme all'assessore Corazzari, che ringraziamo per la sua presenza, ci rivediamo tra qualche istante. Benvenuti a Primi Cittadini Veneto, la rubrica che parla, che dialoga con i sindaci del Veneto, delle nostre località turistiche, delle città più belle del Veneto. Oggi un ospite d'eccezione, lui è Federico Barbierato, sindaco della città di Abano Terme. Sindaco, benvenuto. Grazie dell'invito Vincenzo, un saluto a tutti gli ascoltatori. Abano Terme, sicuramente capitale europea del benessere, città simbolo del termalismo italiano, un titolo che ci onora, sindaco, ma anche un titolo che è molto difficile da accompagnare e da perpetuare nel tempo. Qual è, sindaco, la situazione del turismo oggi ad Abano Terme? Direi che la situazione è una situazione in linea con quella che sono le evoluzioni del turismo, soprattutto di lingua italiana. Siamo abbastanza contenti dell'evoluzione di questa stagione, anche se sappiamo essere un 2025 un po' più complicato rispetto agli altri due, sia per il tema dei dazi, dell'economia, sia anche per un tema indotto di come dire, di pessimismo che le persone, i turisti hanno, e quindi naturalmente ragionano in termini molto più prudenziali e non rinunciano certo al viaggio ad Abano Terme, ma magari riducono la loro presenza. Ecco, noi quest'anno abbiamo deciso di puntare soprattutto sulla promozione all'estero, perché crediamo che questo tipo di clientela possa tornare come ai tempi del pre-Covid e sia una clientela che normalmente permane nella nostra città per le cure il doppio rispetto al turista italiano. Questo non significa che naturalmente abbandoniamo il nostro turista d'eccezione, che è il turista che arriva dall'Italia, che è un turista che apprezza le nostre terme, che apprezza il nostro concetto di salute e di benessere e che quindi viene nel nostro territorio per rilassarsi e per cercare quella tranquillità che magari durante la settimana perde. Un turismo che chiede forza lavoro sempre più specializzato e soprattutto forza lavoro in aumento. Quali sono, sindaco, le azioni che l'amministrazione comunale di Abano Terme mette a terra con quali prospettive per il lavoro, soprattutto quello rivolto ai giovani? Beh, anche ad Abano c'è un tema molto aperto ancora, che è quello di conciliare la ricerca delle aziende di figure specializzate nel wellness, nel management, nell'hospitality, con i ragazzi che magari terminano gli studi della scuola alberghiera o terminano altri percorsi di studi. Sicuramente oggi dovremmo fare in modo che queste due esigenze trovino una loro corrispondenza, perché abbiamo molta difficoltà nel trovare figure specializzate e i giovani non conoscono precisamente quali sono le opportunità che Abano Terme offre. Il nostro territorio offre opportunità di lavorare all'interno di hotel molto grandi, dove si intrecciano formazione continua, relazioni. È una partita che si gioca ogni giorno e dove ogni giorno si incontrano persone nuove e si impara qualcosa di nuovo. Ecco, il nostro compito è quello di favorire la conoscenza di questo mondo, superare i luoghi comuni e anche attraverso l'ITS Academy Turismo, che da qualche anno ad Abano Terme, formare quelle figure post diploma che possono specializzarsi nella gestione della ospitalità, nella promozione del territorio, anche con strumenti innovativi, con la tecnologia e con tutto quello che oggi serve per far promozione di una località turistica come la nostra. Sindaco, una città vocata al turismo, ma una città che deve anche
pensare ai propri cittadini e ai propri residenti. Come e quanto è difficile conciliare quindi il turismo da una parte e la vivibilità, il benessere dei propri residenti e una città che comunque oggi è una città a misura di persona di chi la vive, di chi là è residente. Beh, questo è un tema che riguarda molte città turistiche italiane, anche Abano lo è, si misura con le città internazionali e anche questo aspetto è presente nel nostro territorio. Sicuramente il nostro cittadino ormai ha consapevolezza che, che vive in un territorio particolare, in un territorio unico nel suo genere per la presenza delle terme e quindi naturalmente è molto portato a confrontarsi anche con turisti che arrivano dall'Italia o dall'estero. Sicuramente per un amministratore non è facile conciliare queste due esigenze perché sono esigenze diciamo che a volte sembrano contrapposte, in realtà sono due esigenze specifiche, naturalmente la qualità della vita che resta alta per il cittadino e la qualità della promozione dell'offerta turistica per il turista. Grazie Sindaco, grazie per questo focus molto interessante sulla città di Abano Terme, capitale europea del benessere, simbolo del termalismo italiano. Un arrivederci al Sindaco Federico Barbierato e a tutte le persone che hanno seguito la rubrica Primi cittadini di turismo. Arrivederci a tutti. Benvenuti a Veneto in diretta. Oggi abbiamo il nostro ospite Roberto Boschetto, presidente regionale della Confartigianato Imprese del Veneto. Benvenuto Presidente. Grazie. Lei rappresenta 7 importanti associazioni territoriali, alcune delle quali spiccano per numero di associati anche a livello nazionale. Contano complessivamente oltre 45.000 soci impegnati nelle più disparate categorie produttive, con quote d'export anche molto rilevanti. Ecco, allora, visto questo grande bacino che rappresentate e visto anche i tempi incerti, la prima domanda è d'obbligo. Qual è lo stato di salute delle imprese artigiane in questo momento? Sì, allora bisogna partire che in effetti Confartigianato rappresenta la prima associazione in termini di rappresentanza e quindi di numeri degli artigiani. E quindi con questo abbiamo veramente il polso della situazione. La situazione in questo momento mantiene una certa omogeneità. Dobbiamo dire che da un anno circa alcune categorie hanno sofferto un pochino, ma da aprile c'è stata una ripresa. In linea di massima possiamo dire che tutti stanno lavorando bene, e che quindi insomma il mondo dell'artigianato ancora una volta, nonostante le difficoltà geopolitiche, e se non basta le geopolitiche abbiamo le situazioni di guerra, ecco, nonostante questo insomma stiamo procedendo bene, gli associati lavorano e quindi questo vuol dire che portare avanti un'economia territoriale importante. Anche le aziende artigiane hanno problemi relativi alla ricerca di manodopera. Si ha come l'impressione che i giovani, ma anche le loro famiglie, conoscono poco l'evoluzione, forse si può dire la rivoluzione che stanno vivendo in questo momento i mestieri artigiani. Ecco, come riuscite ad attrarre i giovani in un mondo che è completamente nuovo rispetto al passato? Sì, il nostro mondo culturalmente è sempre stato legato a quel lavoro delle persone che magari non avevano voglia di andare a studiare, parlo dei nostri genitori poco dopo, e che quindi andavano a fare gli artigiani. Ecco, devo dire invece che negli ultimi 20 anni è cambiato notevolmente il mondo. Al mondo artigiano si avvicinano laureati, si avvicinano diplomati, ma c'è comunque tutta un'area culturale che si è evoluta. Non per ultima abbiamo dato la presentazione da parte del ministro Bernini, il nostro presidente nazionale Granelli, di quella che sarà a Padova per prima e contemporaneamente anche nelle università di Palermo una laurea legata al mondo artigianale. Questa è una grossa novità, no? Questa è una cosa molto importante per noi, rivoluzionaria, perché riteniamo che tutta l'area dei giovani sia un'area talmente variegata che bisogna coinvolgerla, e per coinvolgerla
bisogna coinvolgere sia quelli che vanno a fare, non so, gli ITS, piuttosto quelli che vogliono prendere una laurea. Ma perché questo? Perché il mondo dell'artigianato non è solamente fatto di lavorazioni semplici, ma sempre più è legato a lavorazioni più importanti. Parlo dell'intelligenza artificiale, parlo di nuovi materiali che in tutte le categorie, perché è trasversale, escono quotidianamente. Ecco che bisogna essere preparati. Essere preparati vuol dire a partire dai nostri dipendenti ad arrivare al datore di lavoro. Ecco, quindi tutte queste novità, tutta questa crescita data dalla tecnologia, ma data anche dalla cultura dell'uso dei materiali e delle tecnologie, ecco, comporta una preparazione a 360 gradi dell'impresa. Ecco che quindi è più stimolante per un giovane dire: ma mi avvicino al mondo dell'artigianato, primo perché c'è lavoro e dà un suo reddito, secondo perché trovo quello che voglio abbracciando un'ampia area di specialità che rappresenta il mondo del fashion. Ecco, siamo in chiusura. Grazie Presidente per la sua presenza. Si chiude Grazie a lei. questa puntata di Veneto Economia. Ben ritrovati nella rubrica Primi cittadini turismo, la rubrica che parla, che dialoga con i primi cittadini del Veneto e soprattutto parla delle nostre località più belle. Oggi un ospite eccezionale, do il benvenuto a Roberta Nesto, che è sindaco del comune di Cavallino Tre Ponti, ma è anche recentemente riconfermata presidente delle spiagge italiane. Innanzitutto congratulazioni Presidente per questa riconferma. Grazie e un caro saluto a tutti. Per me è un grande onore partecipare alla vostra trasmissione, sia come sindaco di Cavallino Tre Porti, che è la prima spiaggia d'Italia, la prima spiaggia del Veneto per presenze turistiche, ed è anche la quinta località turistica italiana. Dopo Roma, dopo Milano, dopo Venezia, dopo Firenze c'è Cavallino Tre Porti. Per me è un grande onore anche però parlarvi di Costa Veneta, perché tutta la nostra costa è il primo distretto italiano, quindi importante per il turismo, importante per la nostra qualità di vita, quindi la Costa Veneta che va da San Michele al Tagliamento, Vero Bibione, fino a Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle, passando per ovviamente località bellissime come Chioggia, come il Lido di Venezia, come Cavallino Tre Porti, come Jesolo, Eraclea, Caorle, ovviamente tutta la, fino appunto dicevo a Bibione. È di grande soddisfazione essere la presidente anche di questa associazione. Poi come sindaci del balneare italiano abbiamo voluto mettere su qualche anno fa ormai un network che ci raggruppasse, perché vede, la ripresa dopo il Covid è stata opera del turismo. E molto spesso il turismo balneare se ne parla in occasione delle vacanze, ma poi ce lo si dimentica. E questo è un guaio, perché il turismo balneare fa numeri importantissimi e ci sono grandi e piccole città che fanno veramente un'economia importante per l'Italia. Fanno bene al Made in Italy, fanno bene alle nostre comunità, creano economie oltre che opportunità di vacanza. Perciò io credo che del turismo balneare bisogna assolutamente parlarne. Ed è su questo tema che quindi ho accettato nuovamente il ruolo di coordinatore italiano di quelle nostre città che sono città a fisarmonica, piccoli borghi d'inverno ma grandi realtà turistiche d'estate e che fanno più di 1 milione di presenze turistiche. Assolutamente sì. Grazie Presidente. Allora, il turismo è profondamente cambiato negli ultimi anni e riusciamo ad essere al passo con questo cambiamento? Allora, io vorrei dire che i nostri imprenditori stanno complessivamente abbastanza al passo con le esigenze del nuovo turista e con i nuovi turismi, perché i nostri imprenditori sono molto innovativi. Dopo ovviamente possiamo fare un ragionamento italiano, e in Italia ci sono tanti territori, alcuni che soffrono, altri invece più evoluti. Se poi guardiamo il nostro territorio veneto, invece devo dire che complessivamente tutta la costa veneta, ma anche le nostre località turistiche, stanno tenendo molto bene il passo.
E poi mi permetta di dire che stanno puntando su concetti veramente molto importanti di sostenibilità, di innovazione, di digitalizzazione. Quindi dobbiamo essere molto fieri ed orgogliosi dei nostri imprenditori, e quindi il Veneto oggi, e la Costa Veneta in particolare, sta vivendo un periodo buono. Si può fare sempre meglio, sempre di più, che non vuol dire fare sempre meglio e di più in termini di presenze turistiche. La presenza turistica è un dato oggettivo, misurato e misurabile, che ci dice lo stato di salute, ma ci sono anche altri dati molto importanti. Il PIL, c'è il dato comunque dell'occupazione, il dato comunque della anche ripercussione positiva sull'entroterra, sulle nostre economie. Quindi credo che si debba lamento però una situazione abbastanza difficile, cioè noi siamo, come dicevo poc'anzi, le città fisarmonica, d'inverno siamo piccoli borghi, d'estate diventiamo delle grandi realtà o delle medie realtà. Quanto per il litorale italiano è importante garantire e mantenere un collegamento anche con l'entroterra, quindi con le città e con i villaggi interni? Importantissimo, perché per noi l'entroterra è vitalità, cultura, storia, accessibilità e sostenibilità, e quindi noi dobbiamo puntare la nostra italianità e dare il meglio di sé. Presidente Nesto, io la ringrazio tantissimo per questo bellissimo, interessantissimo focus sul litorale italiano. Le auguro un buon lavoro e spero di riinvitarti un'altra volta a Primi Cittadini Turismo, la rubrica che parla con i sindaci delle località turistiche del Veneto e non solo. Grazie e buon rientro. Grazie, spero anch'io. Grazie, arrivederci.